Allora, affrontiamo anche l'altro tema, partiamo adesso da lei direttore, dopo ci facciamo una parte anche politica con il Presidente e quindi anche di caratura nazionale, cosa si può fare. Abbiamo parlato dell'invasione degli cinghiali che sembra continuare. Purtroppo sì. Non solo zona dei Colli ma anche tante altre aree. Non solo, ma a livello veneto assolutamente sì, è un grosso problema. I cinghiali sono un grosso problema sia nell'area dei Colli ma anche in tutta la parte pedemontana, quindi la parte di Treviso e Venezia, ma anche tutta la parte vicentina, e quindi è un problema sicuramente regionale. Ci state segnalati da telespettatori addetti ai lavori, quindi non so che professione svolgono, che i cinghiali sono cresciuti per dimensioni, sono doppi rispetto a quelli di diversi anni fa, non sono specie che già non erano autoctoni, però meno autoctoni degli autoctoni. Sì, guardi, i cinghiali, e prolifici al modo estremo, è così. I cinghiali sono un grosso problema per i nostri agricoltori per quanto riguarda anche i danni che provocano a livello idrogeologico su tutta quanta la parte del territorio. Oltre ai cinghiali abbiamo anche le nutrie che stanno creando grosse difficoltà. Guardi, noi abbiamo quasi 5 milioni di chilometri di fiumi o di canali pensili, quindi il pensile vuol dire il canale che va nell'area campagna. Se oggi ci sono dei problemi con le nutrie sì, si vede che crolla proprio l'argine. Sugli argini appunto crea grosse difficoltà, e quindi il problema delle nutrie è un altro grosso problema, e quindi cinghiali, nutrie, caprioli, cervi, anche in parte l'influenza aviaria sono problemi legati alla fauna selvatica. E i lupi? Non dimentichiamo i lupi. Beh, non dimentichiamo assolutamente dell'altopiano e della Lessigna se lo trasalgono. Non dimentichiamo assolutamente i lupi e in parte anche gli orsi, ma quello è un altro problema. I lupi è un grosso problema per quanto riguarda i nostri malgari, che fra qualche giorno dovranno menticare e quindi dovranno andare nelle malghe e dovranno svolgere un ruolo determinante in quell'area. Quindi il problema della fauna selvatica è un grosso problema che noi come CIA agricoltori italiani abbiamo posto ancora alcuni anni fa, in cui dobbiamo intervenire, dobbiamo modificare la norma per la gestione della fauna selvatica, non l'abbattimento totale, ma la gestione della fauna va fatta a garanzia del territorio, a garanzia dell'attività agricola, a garanzia di tutta la società. Quindi oggi su questo dobbiamo assolutamente intervenire. E qua vediamo appunto delle nutrie che sono si vedono dappertutto, quindi non c'è neanche più. Diceva il direttore, tutela del territorio, perché poi le nutrie creano dei danni, eccetera. C'è un messaggio, dopo arrivo con la domanda. Perché non pensate come associazione a fare una sorta di portale web e-commerce dove confluire tutte le offerte ortofrutticole venete, poi ognuno va a ritirarle direttamente sul posto? Questo sgraverebbe tanti costi di personale, di vendita e movimento. Certo, il prezzo deve essere conveniente. Ma sì, questo è uno strumento, il web ovviamente è uno strumento importante. Diciamo che le nostre aziende sono già presenti in maniera massiva su quello che riguarda tutto il territorio, quindi già il fatto di avere aziende che attraverso una filiera corta, quindi dal produttore al consumatore, mettono a disposizione dei consumatori i loro prodotti, è già un fatto importante, perché vede, soprattutto nel nostro mestiere, l'e-commerce è uno strumento importantissimo, molte aziende lo utilizzano, molte aziende anche delle nostre, però abbiamo visto che poi c'è anche il rapporto diretto con il consumatore, perché c'è una questione fiduciaria, ma c'è anche una questione di storytelling rispetto al prodotto. Vede, perché oggi un mercato ha un valore più importante sia dal punto di vista anche del prezzo nei confronti di un prodotto trovato in un discount, in un gran centro, in grande distribuzione, perché appunto dietro c'è tutto un lavoro che ti porta un prodotto dal seminarlo o piantarlo o alllevarlo nel caso fosse una specie animale, al poi consegnarlo al consumatore, mettendosi come garanzia nei confronti del consumatore stesso. Quindi questo per noi è un valore aggiunto che nel sistema dell'e-commerce spesso viene un po' più diluito. Comunque le piattaforme esistono, le utilizziamo anche noi, le utilizzano i nostri agricoltori e quindi sì, ci sono già delle piattaforme in piedi. Ecco, diciamo, danni causati appunto da questa fauna selvatica e sono palesi, però c'è anche l'altro problema della peste suina. Voi arrivate da tempo che abbiamo paura, cerchiamo di arginarla,
È arrivata o non è arrivata? Qual è la situazione e perché poi si propaga così in modo preoccupante? Guardi, sul fatto della propagazione, l'abbiamo detto, deriva da quello che è la movimentazione, in questo caso dei cinghiali che risultano vettori. Cinghiali che addirittura in una notte arrivano a percorrere parecchi anche chilometri. Sono molto più stanziali rispetto ad altre specie, come ad esempio possono essere i lupi e gli orsi. Ma qui c'è un tema fondamentale, che lo diceva prima il direttore, che è quello di una protezione volta su due filoni, due binari. Il primo è quello delle biosicurezze, l'abbiamo visto come ha funzionato per quanto riguarda il sistema degli allevamenti avicoli, e con il commissario Filippini, che è il commissario alla peste suina, ci siamo confrontati nel dire che ovviamente le nostre aziende faranno tutto il possibile per quello di orientarsi verso una miglior gestione e una migliore dotazione delle biosicurezze. Però questo non basta, cioè non posso scavare le trincee se poi il nemico ce l'ho alle spalle, ce l'ho fuori di casa. Ovviamente noi crediamo come CI agricoltori italiani che sia insufficiente avere solo un approccio per quanto riguarda la gestione delle biosicurezze da parte degli allevatori. Dobbiamo avere anche un contenimento di quello che è la fauna selvatica. Una fauna selvatica che purtroppo è sfuggita di mano, è fuori di ogni controllo. Probabilmente conosciamo una parte di quelle che sono le presenze, parliamo di cinghiali in questo caso, certo, ma abbiamo sentito sì, anche le nutrie. E allora, come diciamo noi da tempo, occorre un approccio più gestionale, occorre disumanizzare l'animale. L'animale non può essere visto come quel cucciolino che viene poi fornito ai nostri bambini, quindi un amico. L'animale è l'animale, c'è una legge che lo tutela, che è la legge sul benessere animale, ma che per quanto riguarda la fauna selvatica occorre piani di eradicazione, occorre mettere risorse, occorre utilizzare strumenti che ci permettono di avere un contenimento, un equilibrio tra fauna e elementi atropizzati. Vede, c'è un tema che spesso sfugge, c'è questa brutta moda in Italia di scaricare agli altri quelle che sono le responsabilità proprie, e in questo caso noi diciamo che non accettiamo che i nostri agricoltori vengano, come posso dire, additati come responsabili di tutta quella che è questa problematica, perché devono costruire allevamenti migliori, devono adottare livelli gestionali migliori, ma poi c'è anche un tema di sicurezza stradale, c'è un tema che riguarda anche la popolazione. Gli animali, i lupi che scorazzano oramai in pianura, nella bassa veronese, tanto per dire il mio paese, non sono più storie da Facebook, da fake news, sono cose reali. E lo stesso sono i cinghiali che razzano all'interno dei nostri distretti andando a cercare da mangiare. Allora, se la politica non si pone come punto anche focale quella che è la gestione, attraverso un controllo, attraverso anche delle tecniche moderne. Ma ha fatto qualcosa la Regione? Ma sì, sono state messe ovviamente delle risorse, ma queste risorse vanno poi scaricate a terra, ma al di là che siano insufficienti o sufficienti, occorre un progetto che includa tutti gli operatori, quindi gli agricoltori, le istituzioni pubbliche, gli ambiti di caccia, cioè tutti quanti assieme per poter far fronte a questo problema. In quale maniera? Attraverso un contenimento, attraverso un rapporto di carichi sostenibili. Vede, noi ancora nel 2018 avevamo proposto quella che era la modifica della legge 157, che è una legge che pone le sue basi su quello che è un livello di protezione. Oggi la protezione, abbiamo visto, non è più sufficiente, occorre passare ad un livello di gestione. Se faremo questo riusciremo probabilmente ad avere anche una gestione intelligente, quindi riusciremo ad essere veramente ambientalisti nel verso giusto. Ma anche a tutelare una produzione che vale 90 milioni di euro all'anno qui in Veneto, 1522 allevamenti professionali con 681.763 capi, sono dati di Veneto Agricoltura, per cui non cosa di poco conto. C'era un messaggio che era arrivato prima, vediamo se la regia lo riesce a rimettere in onda. Eccolo qua, caro Antonini, più volte ha detto che gli agricoltori sono dei veri e propri paladini del territorio, e sono d'accordo, ma bisogna sforzarsi di essere molto più vicini al cittadino per far capire l'importanza dei nostri prodotti, se no si va solo verso la convenienza. Purtroppo il nostro telespettatore ha perfettamente ragione, ma è l'obiettivo che noi abbiamo posto
nel momento in cui siamo stati chiamati anche dal governo per dare della concretezza al problema dei dazi. Noi sui dazi abbiamo posto un elemento determinante che è quello della valorizzazione del nostro prodotto. E quindi se noi applichiamo dei dazi anche per altri prodotti, vogliamo che quel valore aggiunto vada in quella direzione che il nostro telespettatore ha detto, cioè far conoscere il nostro prodotto e far conoscere il valore che ha quel prodotto uguale al territorio. Perché vede, oggi l'importanza è quella di far conoscere il territorio e far conoscere il prodotto, e insieme a tutto quanto questo gli agricoltori, perché gli agricoltori sono i paladini di quel territorio e sono i custodi del territorio. Quindi se noi facciamo far capire ai nostri consumatori tutto quanto questo, riusciamo, per la nostra ovviamente capacità, di far valere il nostro valore e quindi dare redditività ai nostri agricoltori. Penso che questo sia uno degli aspetti importanti che noi dobbiamo insieme con tutta la parte sociale e ovviamente del governo sia nazionale che regionale far determinare, è un elemento importante. Pochi minuti dalla chiusura, Presidente, chiedo a lei il discorso dello spiraglio che sembra si sia aperto per i produttori di canapa. Cosa sta succedendo? Cos'è in Fieri? Ma guardi, mi permetta anche un atto d'orgoglio in questo caso. Questa è stata una battaglia vinta dalla CIA del Veneto in questo caso, ma dalla CIA Agricoltori Italiani. È una norma che va a compromettere quelle che sono delle produzioni in Italia legate alla bioeconomia, legate alla cosmesi, legate a tutta quella che è l'edilizia, legate a tutta una serie di fattori che viene, come posso dire, ideologizzata, quindi vede l'importanza di avere un approccio di sistema economico, scientifico, non dell'ideologia, e che mette in difficoltà un comparto che vale circa 500 milioni di euro con circa 30.000 addetti. Il Presidente Giombetti mi sembra Ciombetti che abbia preso posizione in Regione Veneto grazie a quella che è stata una lettera che ho scritto, ma che ho scritto ovviamente con il mandato dei nostri agricoltori. Ho mandato all'assessore Caner, che è il relatore per quanto riguarda la conferenza Stato-Regioni, nella quale sembra si sia aperto uno spiraglio. È un settore importantissimo, quindi forse c'è una possibilità di tutela. Speriamo, è un settore soprattutto normatissimo. Il paradosso è che questo è un settore normato, e qual è il rischio? È che il rischio è che apriamo tutta una serie di importazioni fuori regola che vanno a far sì che le nostre aziende chiudono e gli altri importano. Ecco, se secondo lei questo è essere attenti ad una politica territoriale, io credo che ci sia qualcosa da discutere. Assolutamente. Leggiamo l'ultimo messaggio che è arrivato, leggiamo anche quelli che arrivano dopo la trasmissione, ma se la trasmissione finisce non ci facciamo più in tempo. Siamo in uno stato in cui se ti difendi da un lupo o un orso vai in galera e diventi anti-animalista, e se il lupo sbrana la tua pecora invece vuol dire essere parte della natura. Ma che incongruenza c'è? Questa è un po' una lamentela da parte di molti. Solo due parole, siamo in chiusura. Transumanza, importantissima, non solo fattore culturale ma anche di tutela di un settore. Sì, è una tutela del settore. Tra l'altro noi siamo stati chiamati da parte del Senato a dare la nostra contributo, insomma, alla transumanza, e quindi porteremo le nostre esperienze della transumanza del Veneto. Però questo ci dà la possibilità anche di far capire al Senato l'importanza dei malgari, l'importanza di vivere in malga, l'importanza delle nostre 400 malghe che noi abbiamo nel Veneto, e l'importanza che queste malghe svolgono nel territorio. Se non ci sono i malgari, se non ci sono le malghe, il problema idrogeologico è un grosso problema, e quindi noi abbiamo necessità che i nostri malgari rimangano nel territorio. Ma vede, col problema del lupo, ma non solo col problema del lupo, anche con l'aspetto economico che oggi stanno affrontando in maniera determinante i nostri malgari, questo viene messo in discussione. E quindi nel momento in cui non c'è più un certo tipo di agricoltura, soprattutto a livello di montagna, ovviamente questo crea delle grosse difficoltà, sia per quanto riguarda il turismo, ma anche difficoltà idrogeologiche che possono verificarsi. E allora una commissione di CIA Vicenza, CIA Belluno, martedì 29 aprile verrà accolta per discutere anche di questo dal governo. Grazie Presidente, grazie a lei Direttore, grazie a voi cari telespettatori di aver partecipato. Scriveteci, rivolgetevi per qualsiasi problema alle varie CIA territoriali che vi possono dare una mano, un supporto. Poi questo è il periodo anche per i CAF della CIA. Quindi, ci rivediamo naturalmente presto.